Dottor Carisdeo, benvenuto a Padova. Lei è ufficialmente adesso alla direzione della squadra mobile. Il primo Veneto. Sì, sono arrivato alla squadra mobile qua proprio da oggi. Sono veneto, sono nato a Venezia, cresciuto lì. Professionalmente anche ho lavorato per un periodo alla squadra mobile di Venezia, poi sono stato mandato a Belluno dove sono stato fino a ieri. Dottore, una piazza molto particolare, si sa purtroppo sia per lo spaccio che anche per la criminalità. Come pensa di operare? È una piazza particolare, è una piazza lavorata, però penso abbiamo sicuramente un buon ufficio, dei buoni elementi che lavorano con tanto entusiasmo. È una caratteristica che ha sempre distinto la squadra mobile di Padova, è l'impegno e l'entusiasmo dei suoi collaboratori, quindi sono sicuro che riusciremo a dare delle belle risposte importanti e concrete. Una piccola chiosa per ricordare che comunque lei è stato dell'Arma, quindi una collaborazione che sarà ancora duratura a 360 gradi. Sì, da parte mia la volontà e la disponibilità c'è tutta e credo che lavorare insieme, quando più persone, più forze riescono a portare il loro piccolo contributo, alla fine si hanno dei grandi risultati. Questura di Padova è un'eccellenza del Veneto? Sicuramente sì, è una delle eccellenze della Polizia di Stato e sicuramente del Veneto.